Allarme terrorismo a Monteberico. Sono le 8 del mattino quando scatta l'allarme con una telefonata al 113. Un cittadino che sta passando da Piazzale della Vittoria assiste a una scena inquietante. Alcune persone riunite attorno a una macchina estraggono dal bagagliaio un fucile e uno di loro, imbracciandolo, assume la posizione di puntamento per poi addentrarsi sulla collinetta con il giardino di fronte al santuario. Dato il momento storico, il quadro politico internazionale e la vicinanza con un sito sensibile come il santuario di Monteberico, la situazione descritta porta le forze dell'ordine a decidere per un immediato intervento. Sul posto convergono tutte le pattuglie disponibili. Gli agenti della squadra volanti della questura, grazie alla descrizione precisa del testimone e alle immagini di videosorveglianza, rintracciano uno dei personaggi segnalati, ancora in possesso di un fucile che si rivela essere da Softair. La tensione cala, si tratta di un gruppetto di 5 ragazzi, tutti identificati sul posto, tra cui 2 diciottenni e 3 minorenni. Si mostrano collaborativi ma appaiono reticenti riguardo al motivo per cui si trovano a Monteberico. Alla fine però confessano di non essere andati a scuola per recarsi con l'auto di uno dei maggiorenni sul posto per provare il fucile da Softair nei boschi vicini. Dopo essere stati accompagnati in questura, gli agenti hanno affidato i 3 minori ai genitori, mentre i 2 diciottenni, cittadini italiani residenti in provincia di Vicenza, sono stati denunciati in stato di libertà per i reati di procurato allarme e porto abusivo di armi.